Il mio compito questa sera è quello di ragionare assieme al pubblico sull'opera di Lucchetta. Si tratta di una performance di un artista che fino a pochi anni fa usava ancora le tecniche tradizionali e che ha deciso in questo momento di invece rivolgersi a una nuova tecnica, a nuove forme di rappresentazione e di artisticità. Per farlo dovrei comunque ragionare su questo cambiamento. Un artista che ha usato fino a poco tempo fa tecniche diciamo così antiche, che si rivolge invece al territorio. Cos'è accaduto? Proverò a spiegarlo in questo modo. Alla fine del Faust di Goethe, siamo ai primi anni dell'Ottocento, Goethe scrive: fino ad oggi l'uomo aveva paura della natura, da oggi la natura ha paura dell'uomo. È il momento di passaggio dal modo di produzione artigianale al modo di produzione industriale, e da quel momento in poi la natura si è sempre trovata coinvolta sempre di più nella paura nei confronti dell'azione umana, che poi si rappresenta nel modo in cui noi gestiamo il territorio e il paesaggio. Ora Lucchetta ha messo via i pennelli e ha cominciato a lavorare nel bosco per in qualche maniera rispondere, risarcire una natura che è stata da allora violata, come ci ha detto 2 secoli fa un grande poeta come Goethe.